6 nuovi positivi al Covid in regione, di cui 2 in provincia di Vicenza. Tutti sono stranieri, 2 del Camerun, 1 dell'Ucraina, 2 della Moldavia e 1 della Serbia. E intanto nel Vicentino e nel Bassanese cresce la paura dopo il caso dell'imprenditore tornato proprio dalla Serbia e risultato positivo al coronavirus, senza però sottoporsi sin da subito a quarantena, venendo in contatto con diverse altre persone incurante del pericolo. A proposito, ora la Procura di Vicenza sta valutando la sua posizione. Abbiamo sentito che anche a Bassano, nonostante la situazione nel nostro ospedale sia sotto controllo, la gente è parecchio preoccupata. Intanto la ditta con sede a Poiana Maggiore, di cui è titolare il Covid positivo, ha divulgato una nota in cui precisa che l'azienda ha sempre rispettato tutte le precauzioni e attuato i protocolli anti-Covid in maniera attenta e dettagliata. Non esiste alcun pericolo a riguardo di ciò, prosegue la nota. Ci stiamo attivando, continua, per dare un ulteriore messaggio di sicurezza e di certezza che non esiste alcun pericolo ulteriore di contagio, in quanto le persone potenzialmente coinvolte sono tutte in isolamento. Al proposito, delle 3 persone con cui l'uomo ha avuto contatto, 2 hanno già il risultato del tampone fatto, che è negativo. Domani, lunedì, si conoscerà l'esito del terzo tampone dell'ultima persona, che comunque resta in isolamento a domicilio.